Luca Trevisan, segretario regionale della FIOM Veneto. Abbiamo parlato già col suo collega locale Ferron sugli aspetti che andremo a discutere per quanto riguarda il rinnovo del contratto nazionale dei metalmeccanici con Federmeccanica. Durante la discussione che abbiamo fatto prima, così non ripresa, abbiamo un po' affrontato il tema delle similitudini di questo contratto, dei sì e dei no. Lei ha detto una cosa molto semplice: no al modello Marchionne. Io le avevo fatto un'obiezione, ma provocatoria, no? Che il modello Marchionne, non soltanto forse non per il tipo di contrattualistica che ha applicato in Italia, ma per una serie di situazioni finanziarie globali, si sta dimostrando dal punto di vista imprenditoriale un modello vincente, perché da Fiat quasi fallita siamo arrivati a una FCA che comunque può competere sui mercati mondiali. È una provocazione a cui lei come risponde? L'FCA sicuramente nel corso di questi anni ha mutato, cambiato in radice la stessa presenza industriale del nostro paese. La Fiat è cosa diversa, era cosa diversa rispetto ad FCA e quello che si è determinato a livello più globale. E ci sarebbero da approfondire gli effetti, soprattutto che questa scelta ha determinato nel sistema produttivo italiano sul futuro degli stabilimenti. Ci sono investimenti, ma ci sono ancora tanti stabilimenti che soffrono la carenza di lavoro e ci sono ancora tanti lavoratori che in parte degli stabilimenti del gruppo sono in cassa integrazione. Ma a me interessa vedere quel tipo di accordo, quel tipo di impostazione contrattuale, soprattutto sugli effetti che ha determinato sui lavoratori del gruppo e ciò che potrebbe determinare, se generalizzata, sui lavoratori metalmeccanici o più in generale sui lavoratori italiani. Il fatto che Fiat non abbia, ai lavoratori della Fiat, ai dipendenti Fiat, non si applichi più il contratto nazionale di lavoro, dice un unico contratto, quello aziendale, quel tipo di impostazione ha già determinato una condizione negativa per quei lavoratori. I lavoratori dipendenti Fiat guadagnano di meno, hanno minimi contrattuali più bassi rispetto a tutti gli altri lavoratori metalmeccanici della nostra categoria. Quindi siamo in presenza di una riduzione del salario di quei lavoratori, così come ad un cambiamento anche di impostazione. In Fiat il salario, anche quello che nel futuro si può contrattare, è tutto totalmente variabile. Non aumenteranno più i minimi contrattuali, non ci sarà più il salario fisso, che corrisponde anche a ciò che i lavoratori fanno in termini di prestazione, al modo con il quale il salario valorizza anche le competenze e le professionalità. Tutto è legato agli andamenti di mercato, agli andamenti economici e sottratto ad una discussione che invece valorizzi la partecipazione, valorizzi la competenza, valorizzi il ruolo collettivo dei lavoratori al risultato finale. Quindi io credo che quel modello sia un modello che non va bene. Io penso che non vada bene neanche per le imprese, nel senso che dovrebbe essere utile per tutti avere un sistema di regole minime, e questo non può che non darlo il contratto nazionale, sia relativamente agli aspetti economici, minimi contrattuali che devono essere nella condizione di rispondere ad un'esigenza che le persone hanno di vedersi aumentare il potere d'acquisto, i salari che in Italia sono tra i più bassi d'Europa, ma anche un sistema di norme e di tutele che sia sostanzialmente omogeneo. Dovrebbe essere interesse anche dell'impresa costruire un sistema che abbia questo tipo di caratteristiche per evitare che la competizione anche tra le stesse imprese nello stesso mercato possa avvenire con logiche del massimo ribasso, con un dumping che credo non aiuti nelle imprese e sicuramente non aiuta i lavoratori di questo paese. Per questa ragione, nella nostra piattaforma noi vogliamo proprio rilanciare
il ruolo del contratto sul piano salariale, il ruolo del contratto e della contrattazione dei nostri delegati nei luoghi di lavoro, ma anche l'idea, insomma, che il contratto serve per riunificare i diritti, per garantire a tutti, anche a coloro i quali hanno contratti di lavoro atipici precari, un minimo comune denominatore, diritti minimi che possono essere rivendicati in tutti i luoghi di lavoro. Un'ultima domanda a cui ci vorrebbe un giorno forse per rispondere, se pure fossimo capaci a rispondere, è che oggi esiste quello che chiamiamo il mercato globale. Esiste un mercato globale dal punto di vista dei consumi perlomeno, esiste uno sviluppo di multinazionali, quindi aziende che operano su più territori con regolamentazioni diverse, ma esiste poi il singolo lavoratore. Se lei dovesse confrontare, così in poche battute, ma mi rendo conto che non è semplice, la situazione del lavoratore dell'FCA in Italia, quindi nel sistema Italia con tutto quello che ha a che vedere, e il lavoratore dell'FCA negli Stati Uniti, lavoratori che hanno approvato ultimamente l'accordo con il ramo Chrysler dell'FCA, e lavoratori su cui ha senso Marchionne confida per provare a scalare la General Motors, visto che in America i lavoratori sono anche possessori come sindacati, come fondi di quote consistenti dell'azienda. Se lei potesse confrontare i due sistemi, cosa prenderebbe di positivo da quello americano e cosa rigetterebbe completamente? Intanto una battuta, non mi pare insomma che General Motors sia così insomma felice di poter realizzare più del 40% è dei fondi degli operai, per cui potrebbero decidere. Per quanto si legge, insomma, certo, di fare appunto insomma questa scusi se lo ribadisco, però più del 40% in General Motors è in mano ai dipendenti. Sarà una discussione che faranno quei dipendenti, mi pare evidente. Sono difficili da paragonare, insomma, sistemi che sono completamente diversi. Diciamo, cosa c'è di buono e cosa c'è di cattivo? Di buono io credo, insomma, che vada riconosciuto questo sì, insomma, che quei lavoratori hanno potuto votare liberamente un accordo, senza il ricatto. Quello che hanno fatto in FIA, quello che hanno fatto negli Stati Uniti d'America non è minimamente paragonabile con quello che è avvenuto qui in Italia. Lì non c'era il ricatto o voti come dice Marchionne o altrimenti chiudo la fabbrica, come è avvenuto a Pomigliano, come è avvenuto negli stabilimenti di Mirafiori e così via. Lì le persone sono state messe in condizioni liberamente di poter esprimere un giudizio su un accordo che stava prima negativo e poi diventava positivo. Hanno bocciato. Il fatto che i lavoratori hanno bocciato quell'accordo cosa ha presupposto? Che hanno chiuso lo stabilimento? No, ma che si è riaperta una trattativa e che una nuova trattativa ha portato ad un accordo migliore rispetto a quello che i lavoratori avevano ritenuto essere utile da bocciare. La cosa più negativa, perfetto. La cosa più negativa, quella negativa che io vedo, ma lo vedo tra sistemi paese, perché insisto non sono paragonabili, è che in Italia vedo questo rischio, che si rischia insomma di importare e di, la dico così insomma, americanizzare il sistema sociale del nostro paese. Le leggi fatte contro il lavoro, è stato cancellato il diritto del lavoro nel nostro paese, è stato cancellato diritti fondamentali, lo statuto dei lavoratori, la possibilità di essere reintegrati nel posto di lavoro, ma penso a quello che è successo con la demolizione del sistema previdenziale pubblico, la Fornero, insomma, che ha nei fatti cancellato la pensione pubblica nel nostro paese, ma tante leggi insomma che vanno in una direzione io penso molto sbagliata e molto pericolosa. Non c'è più un'idea collettiva e un'idea di società dove il lavoro è centrale, ma rischia di essere centrale con processi di privatizzazione insomma molto spinti, come negli Stati Uniti d'America, il mercato e il profitto. Questo io penso che sia non solo sbagliato, ma non assolutamente accettabile per i lavoratori, che rischierebbero insomma di essere penalizzati due volte dentro i luoghi di lavoro, perché le imprese con il Job Act hanno visto accrescere il proprio potere nei confronti dei lavoratori, il proprio potere di ricatto nei confronti delle persone, ma anche nella società, con meno welfare, con meno diritti e con meno possibilità evidentemente insomma, di vedere riconosciuto dallo Stato un sistema di protezione che al contrario dovrebbe essere qualificato per
renderlo il più inclusivo possibile anche rispetto ai mutamenti che nel mondo del lavoro sono sicuramente intervenuti.